L'orario critico per i furti rimane quello del tardo pomeriggio e della prima serata, anche coi residenti presenti in casa. A Bertesine in poche ore il controllo di vicinato ha ricevuto diverse segnalazioni. Sono stato contattato da una vicina che era stata tempo qualche minuto vittima di un tentativo di ingresso da parte di ladri che erano saliti al primo piano e avevano tentato di scassare una finestra del bagno. Negli stessi minuti i malviventi sono entrati in casa di un'anziana, salendo al piano superiore grazie a una scala trovata in giardino e rovistando all'interno. L'episodio più grave invece è successo dalla parte opposta della frazione, in cui più o meno nello stesso lasco di tempo, sempre due persone sono entrate nell'abitazione di due anziani, li hanno minacciati facendo segno di non gridare o reagire e sotto minaccia hanno rovistato all'interno degli armadi e quindi poi sono scappati. Vittima è stata anche la consigliera Giulia Gennaro, le cui telecamere hanno intercettato il presunto ladro. I casi sono stati tantissimi nelle ultime settimane, dalla mia vicina di casa a cui hanno con il flessibile tagliato il balcone di casa per entrare, a un caso di un'altra signora sempre in quartiere di Bertesinella dove sono riusciti purtroppo ad entrare alle 11 di mattina e con il piccone hanno tentato di togliere una cassaforte. Da tutti arriva una richiesta di maggiore tutela verso i cittadini. Chiediamo sia controlli da parte della polizia locale piuttosto che delle forze dell'ordine in generale e anche magari l'installazione di qualche telecamera in più. Sicuramente può essere più utile implementare il rapporto anche con gli altri quartieri limitrofi per eventualmente dare tracciabilità a delle persone sospette che possono transitare da uno all'altro, magari operando con tentativi di furti, trasferendosi da un lato all'altro, visto che sono molto veloci e bisogna essere più veloci di loro.